L'azienda agricola Feresin è situata nell'antico borgo rurale di San Quirino presso Cormons, nota come la città del vino e centro nevralgico delle zone DOC del Collio e dell'Isonzo, in uno scenario unico per le caratteristiche del terreno e del suo microclima. Metodi antichi di vinificazione e affinamento vengono reinterpretati e utilizzati per ottenere vini complessi e longevi. La passione per il vino, il legame tra la terra e la famiglia, la storia da tramandare. Feresin, il meglio del meglio. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto per quanto riguarda l'appuntamento con Mixed, con Enzo Cattaruzzi, che riappare tra poco, come sempre Eccoci problemi qua. con internet, più passa il tempo e più i problemi emergono, come un po' in generale la situazione nel nostro paese, isole comprese. Innanzitutto Esatto. buon pomeriggio Enzo, ben ritrovato. Ciao a tutti, ciao Momar. Bene, Senti, allora partiamo subito il nostro focus informativo su Udine. Da quello che si è sentito nelle ultime ore, il neosindaco De Toni chiede una sorta di patto istituzionale aprendo un po' le porte anche alle opposizioni, no? sì, lui l'aveva anche affermato subito dopo la vittoria nella campagna elettorale, dove in pratica ha scavalcato tutti chiedendo un patto istituzionale alla regione, quindi delineando un po' quello che sarà il tema politico che Udine vorrà porre sul tavolo regionale. E quindi è una cosa che in qualche modo ribalta un po' quello che si diceva tempo fa, che Udine e la regione erano tutt'uno, eccetera, ma invece c'è una sorta di, lui sta cercando di mettere sul tavolo una sorta di check and balance, dove dice, vabbè, il 52% del PIL regionale nel comune, nella provincia di Udine, io come comune di Udine voglio rappresentare l'ex provincia, e qui praticamente ricalca un po' quello che Fontanini diceva, insomma, non si discosta molto da questo, no? Però naturalmente con il claim Udine sarà la casa della scienza, Udine capitale della cultura, anche se sa benissimo che sia Gorizia, che sarà una capitale mondiale europea nel 25, e Pordenone e Lecce hanno fatto passi da gigante, anche Udine ha tentato di farla con l'amministrazione Fontanini, è capitale anche del cibo, cosa che è un po' opinabile, nel senso che un po' dappertutto, però ha lanciato alcuni temi che in qualche modo infervorano la maggioranza e invitano a chiedere un patto istituzionale, cioè risorse per... No. Quindi io trovo innanzitutto una cosa molto intelligente questa, perché ci siamo anche noi, facciamo un accordo. Una persona, diciamo così, un pasdaran, come si dice, una persona che sa vivere da buon rettore, ha portato a casa quelle cose, lui sta tentando di dare una visione per Udine, di fare un maquillage, perché altri problemi ci sono, no? Problemi di natura politica interna al PD, di maggioranza, si sa quando si inizia. Quindi questo è il tentativo che fa, dentro e fuori la maggioranza. Senti, tenendo magari aperta, come hai sottolineato tu, e soprattutto per i non addetti ai lavori, esperti magari della politica, dove sappiamo che il giorno è scuro mentre la notte è chiara, no? Tanto per essere chiari, scusate il gioco di parole, però insomma in caso in cui servisse, tra parentesi, anche all'interno, no, del comune una stampella, questo accordo, diciamo così, questo patto di non belligeranza con la regione di centrodestra potrebbe servire come stampella nel caso in cui magari la stessa maggioranza interna del comune magari diciamo potrebbe tendere qualche scherzetto in corso d'opera, no? Beh, è evidente che sia l'interesse suo e quello di Fontanini paradossalmente sono gli stessi, cioè quello di non farsi fagocitare un po' anche dalla spina del fianco che comunque c'è, che è
la leadership di estrema destra di Salmè, comunque una lista civica di destra di Salmè, in quale gli è stata data la presidenza dello statuto, in pratica per rivedere un po' i sistemi interni del comune con i voti di De Toni, quindi insomma un mini accordo c'è stato fatto, come l'altra volta, si sa benissimo, questi non mi scandalizzo. È chiaro che tra Fontanini e lui c'è una sorta di agreement per portare a casa alcune cose iniziate da Fontanini, poi veramente dopo un anno e mezzo, secondo me, inizierà la vera leadership di De Toni, perché ovviamente ci sono cose già in itinere, ben 63 milioni di opere cantierabili, insomma non è facile. È chiaro che la gente si aspetta i servizi, si aspetta le cose, non gli interessa queste cose, diciamo così, di addetti ai lavori, come hai detto tu, però alla lunga riverberanno molto e incideranno sulla città, e lui tenta di farli incidere, giustamente a mio modo di vedere, sul tavolo regionale, no? Per far capire che Udine deve contare. Una sorta di tentativo di riprendere un po' le redini del passato. Cioè riportare in un certo senso Udine anche al centro della politica, visto che, come abbiamo più volte l'abbiamo sottolineato, no? Udine è in un certo senso un po' la periferia della politica regionale, perché se Trieste è il capoluogo, Gorizia da una parte e Pordenone dall'altra hanno comunque la loro influenza importante, e Udine in un certo senso è rimasta un po' a guardare, no? È chiaro che per fare una cosa di questo tipo, che comunque è una strategia secondo me intelligente, dovrà avere degli alleati in Confindustria, nei sindacati, nelle parti sociali, nella società civile, come si dice, insomma. Chi rappresenta la città sì, penso che, dicevo, Fontanini anche qui non mancherà di darla. C'è l'interesse anche a far capire che quella è la direttrice, insomma, no? Tutti vogliono tornare a portare Udine sul palcoscenico centrale, e questo abbiamo perso molto tempo, abbiamo perso soprattutto la leadership, perché abbiamo, come hai detto tu giustamente, Pordenone e Gorizia. Gorizia, diciamo così, si difende molto bene, ma Pordenone ha fatto un'alleanza con Trieste e una serie di Udine e Martello, dove Udine sta in mezzo e non riesce in qualche modo a nuotare, ecco, in sostanza ancora. Insomma, le famose prove tecniche di trasmissione, tanto per essere chiari e parlare, come si dice, potabile anche coloro che non masticano nella politica. Senti, facciamo adesso invece un'analisi generale per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia. Rimaniamo sempre lì, no? Nel senso che tutto il discorso acciaieria e via dicendo, per il momento sono chiacchiere al vento, ma de facto al momento non si, e anche de jure, non si vede nulla all'orizzonte, nel senso che tutte le polemiche intercorse durante la campagna elettorale, in particolare per la famosa acciaieria o laminatoio nella zona dell'Aussacorno, al momento rimangono tali, no? Sì, sembra che sia rientrato tutto il progetto in questo momento, io non credo sia così, però sembra che baruffino solo a San Giorgio Nogara nella bassa, cosa invece non è così, perché io so che il presidente della regione si è mosso e ha rassicurato un po' anche i sindaci, naturalmente questo è il suo compito. Naturalmente non vedremo un Fedriga come nella prima parte, ma vedremo un Fedriga diverso, perché sa che è il suo secondo mandato e in qualche modo avrà meno remore, e anche perché sa che la maggioranza ce l'ha in mano in maniera molto stretta, e con l'accordo con Fratelli d'Italia può andare dove vuole. Per cui è evidente che si muove in maniera felpata ma decisa. Quindi vedremo se effettivamente questo progetto può andare avanti, ma deve sposarsi un po' anche con l'amministrazione di liste. Marano, per esempio, è uno che ha detto no, io non sono d'accordo sulla questione. Lignano Nicchi anche lei. Insomma, c'è tutta una bassa che va rivista, va contattata, insomma non è un progetto che può andare avanti con il solo Plaza di San Giorgio di Nogaro, e il presidente lo sa.
Senti, parlando di mal di pancia, stanno emergendo negli ultimi giorni, insomma, abbastanza evidenti, no? Alcune crisi, alcuni comuni che traballano con maggioranze a rischio, con addirittura commissari già che si intravedono all'orizzonte nel caso in cui non si trovi l'accordo per reggere il comune fino a elezioni anticipate. Secondo te sono dovuti soltanto a questioni di interesse interne, oppure c'è la voglia da parte di qualcuno di emergere perché è stufo di fare portare solo la carriola e vuole vedere anche il contenuto interno? Sì, tu probabilmente ti riferisci a qualche comune anche della montagna, no? Che in questo momento ha qualche Sì, un po' in friczione. generale, perché si sta Sì, sentendo in giro però parecchi mal di pancia. sì, ma sapendo che il prossimo anno si va alle votazioni e si sa benissimo che in tutti i comuni si stanno preparando, perché? Perché un conto sono le maggioranze che stanno governando in questo momento, ci sono le opposizioni, ma ci sono anche altre, diciamo così, spinte che in qualche modo ammiccano per un qualcosa di nuovo, un qualcosa di più concreto, perché la gente si è stufata, magari, anche se un sindaco ha fatto molto bene, qualche volta, dopo più di qualche mandato, la gente vuole il cambio, vuole una marcia in più, vuole qualcosa di diverso. Naturalmente cambiano anche le realtà, no? I problemi che insistono sulla realtà. La questione economica, sì, è evidente, non nascondiamoci, ma incide molto. Quindi cambiano anche le esigenze nei vari comuni e naturalmente chi deve dare queste risposte. Non tutti i sindaci sono tutti per le stagioni, per le stagioni e non tutti Mm. i governanti, quindi c'è una specie di, di subbuglio, questo è vero, insomma, no? Non solo, c'è anche qualche, come dire, qualche sommovimento nei partiti della maggioranza, Infatti segnatamente mi hai nella Lega. anticipato la domanda, mi hai anticipato la domanda. Sì, segnatamente nella Lega, oddio, Forza Italia, bisogna vedere, oggi mi dicono che hanno dimesso dall'ospedale Berlusconi, che può dare ancora qualche fiato, qualche entusiasmo, però sono tutti che aspettano paradossalmente cosa fa Renzi, perché Renzi è sul fiume che aspetta i voti, in ansia i voti dei Berlusconi, degli ex socialisti di Berlusconi in sostanza. E quindi questo si riverberà il prossimo anno, perché il prossimo anno le amministrative sono legate alle europee e questo avrà un riverbero potente, molto potente, perché molte liste civiche non si faranno perché faranno solo i partiti, molti partiti forse non si adegueranno a fare delle liste nei comuni, ma solo a delle liste civiche che dovranno portare acqua alla parte principale, cioè i partiti alle europee, e quindi c'è una specie di sommovimento, non solo, ma si sta cercando anche in molti partiti di cambiare le leadership, no? La Lega sicuramente ha un travaglio abbastanza. Ci sono due leghe, per modo di vedere. Poi anche in Fratelli d'Italia c'è qualche mal di pancia, insomma, no? Per la questione di Udine, ma insomma, anche per questione di leadership. Si sa benissimo quando i partiti si allargano nel consenso, entrano dentro anche altre spinte, altri personaggi, e io penso che Giorgia Meloni in primis e tutti quanti i dirigenti di Fratelli d'Italia tentano di cercare di pulire il partito, tra virgolette, e di portare della gente che abbia già amministrato o della gente che porti consenso, ma che sia concreta nelle cose. No? Non basta avere il consenso del partito, bisogna avere il consenso anche fuori dal partito. E questo è Certo. un atteggiamento giusto, perché Fratelli d'Italia sta cercando di costruire un partito di nuovi conservatori. Dall'altra parte non vedo ancora tanti movimenti, insomma, no? Ecco, Enzo, una cosa molto importante è che le elezioni europee, pochi se lo ricordano, ma le elezioni europee si vota col sistema proporzionale e soprattutto Esatto. non si vota, non si sbarra solo il simbolo del partito, ma si deve mettere anche la preferenza. E questo secondo me è diciamo così, un esame anche per capire, dopo circa un anno e mezzo, come regge l'attuale maggioranza di centrodestra da una parte, a livello nazionale, e anche come stanno lavorando le opposizioni, in particolare questo tentativo, no, di matrimonio tra PD e Movimento 5 Stelle, senza dimenticare il terzo polo. Sì, ma è chiaro che tutti puntano lì, basta capire cosa sta facendo Renzi e quello che fa la
a Meloni, che sono i due giovani, diciamo così, emergenti, tra virgolette, perché non vedo ancora la Schlein in grado di prendere in mano tutto il PD, in quanto anche il PD, l'area, diciamo così, chiamata moderata, cattolica, SDC, non è molto felice di quello che sta succedendo. Forse anche il saldo con i 5 Stelle non si sa se avverrà, perché appunto, come dicevi tu giustamente, le europee marcano questo, è un vallo, no? Ognuno va per conto suo e poi si vedrà. E quello poi si vedrà, allunga un po' i tempi della politica, e poi ci sono le grandi città, no? Il prossimo anno qui si voterà, non so, un centinaio di comuni, no? Quindi non è una cosa, cioè può cambiare, anzi cambierà la geografia sicuramente. E non è detto che un partito o una maggioranza adesso in ascesa sia sicura di vincere anche la prossima volta, perché può darsi Certo, che beh, è ci stato siano dimostrato già alle regionali, no? sì, È stato dimostrato alle regionali anche delle dove alleanze sembrava. spurie, no? Sì, Sì, abbiamo sì. visto in No, ma alcuni volevo parti dire, comuni. come hai detto tu, abbiamo visto 6 mesi dopo cosa è successo, no? In Friuli Venezia Giulia, dove sembrava che Fratelli d'Italia facesse man bassa con il famoso 30% e poi invece Esatto. i voti sono stati alti, no? Perché probabilmente È un ritorniamo po', sempre a quel discorso delle preferenze. esatto, e comunque sia le amministrative sono tutta un'altra cosa dalle nazionali, dalle regionali, perché lì magari anche un personaggio che è ben visto nella propria comunità e magari non incontra con un partito, diciamo così, tra virgolette, egemone, ma può sovvertire un po' anche le intenzioni di voto e soprattutto il consenso ai voti finali, no? Certo, Vedrà, insomma, si vedrà dopo l'estate quello, chiaro, come si chiaro. organizzeranno i partiti, insomma, vedremo, Normale, seguiremo normale, anche ovviamente. perché poi tutto giustamente può cambiare. Senti, e invece, senza fare tanto le Cassandre, secondo te Sì. quanti comuni al voto il prossimo anno in Friuli Venezia Giulia ci sarà l'eventuale lista civetta per evitare il quorum? Cioè, lo abbiamo sottolineato più volte, no? La Sì, gente, anche per la legge, no? Perché anche il sindaco rischia di prima persona, insomma. E secondo te quanti effettivamente, quanti comuni potrebbe accadere l'ipotesi di vedere magari delle liste civetta, nel senso mi candido contro, teoricamente sulla sì, carta, sì, contro il sì. sindaco o contro la coalizione, però de jure lo appoggio perché ho fatto la lista soltanto per evitare di non trovarci brutti scherzi poi al momento dello spoglio delle schede. Adesso anche recentemente, anche nella scorso giro di votazione è successo. È chiaro che la disaffezione politica porta a questo, cioè molti comuni non riescono a trovare gente per andare a amministrare. Vedi il caso di Forgaria, per esempio, ultimamente, dove c'è una lista sola e quindi fino all'ultimo momento, o l'anno scorso il caso di Premariacco, dove per poche, si narra che ha dovuto andare a votare anche il 6 parroco per voti. poter. Ecco, ecco, quindi voglio dire, ci sono alcune realtà che hanno queste difficoltà, non certamente i comuni di 10.000 abitanti o 15.000 abitanti, insomma, non penso, ma comuni piccoli, minori, hanno questo problema, insomma, soprattutto in montagna. Ecco che si pone il tema delle autonomie locali, no? Io penso che la regione dovrà intervenire non soltanto sui voti, sui ballottaggi, come dicono, ma trovare una soluzione, perché onestamente va bene, bisogna salvaguardare l'identità, ma come dire, un'idea che è stata concretizzata molto bene è proprio Rivignano Teo, se tu ti ricordi, dell'attuale vicepresidente della giunta regionale, sindaco, uno dei più votati d'Italia, che ha fatto questo accordo, no? E quindi è portato bene, insomma, no? E quindi dovremmo pensare a una cosa di questo tipo, perché va bene l'identità, ma poi ci sono le spese, le manutenzioni. Pensa tu che nei comuni il grosso problema sono le manutenzioni che non vengono seguite, perché sono gli appalti, perché mancano i soldi, perché c'è la burocrazia, insomma la gente è inviperita per questo. Molte strade sono rotte, abbiamo le buche dappertutto, non solo a Roma. Nonostante tutto, tutti dicono speriamo passi il Giro d'Italia ogni anno, così si fanno, cioè, a modo di dire, però succede e che in Friuli, Venezia Giulia i comuni sono virtuosi, immaginiamoci il resto, insomma, no? Quindi c'è questo problema, c'è questo problema.
Bene, grazie Enzo come sempre per la tua partecipazione, grazie ai nostri amici vicini e lontani per la visione e l'ascolto. Termina qui l'appuntamento con Mixed, con Enzo Cataruzzi torneremo come sempre il venerdì per l'analisi politica e la nota politica inerente al Friuli Venezia Giulia e chiaramente con un occhio anche fuori dai sacri confini della piccola patria. E con Enzo vi anticipiamo subito, stiamo portando avanti anche dei progetti molto importanti per sviluppo del territorio su friulitv.net, dunque state sintonizzati perché a presto insomma ci saranno ulteriori novità. Bene Enzo, grazie per la tua partecipazione, noi chiudiamo qui e diamo appuntamento alla prossima settimana con Mixed, la politica di Enzo Cataruzzi. Mandi e alla prossima. Mandi. L'azienda agricola Feresina è situata nell'antico borgo rurale di San Quirino presso Cormons, nota come la città del vino e centro nevralgico delle zone DOC del Collio e dell'Isonzo, in uno scenario unico per le caratteristiche del terreno e del suo microclima. Metodi antichi di vinificazione e affinamento vengono reinterpretati e utilizzati per ottenere vini complessi e longevi. La passione per il vino, il legame tra la terra e la famiglia, la storia da tramandare. Feresin, il meglio del meglio.